Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e in questo video vi parlerò degli effetti del jet lag e del cambio dall'ora solare a quella legale e viceversa sul nostro corpo. Come è noto, tutti i processi fisiologici del nostro corpo sono regolati dal ritmo circadiano, ossia il nostro ciclo biologico delle 24 ore. Il ritmo circadiano è una sorta di orologio interno che regola principalmente il ritmo sonno-veglia, ma anche la nostra temperatura corporea, le attività digestive, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, l'umore e tante altre cose. La luce, in particolare quella solare, è il principale regolatore del ritmo circadiano. Infatti, quando è buio, il nostro ipotalamo, in particolare il nucleo soprachiasmatico, la struttura del nostro cervello, riconosce che dobbiamo riposare e quindi secerne un ormone che si chiama melatonina, l'ormone del sonno, che ci permette di riposare durante la notte. Durante il giorno, con l'attività anche della luce solare, l'ipotalamo inibisce la secrezione della melatonina e ci permette di restare svegli. Ma cosa succede quando questo ritmo circadiano viene alterato, come ad esempio quando prendiamo un volo internazionale e abbiamo il famoso jet lag, o in maniera anche se minore, quando c'è il cambio dall'ora solare a quella legale e viceversa? Ovviamente tutti questi meccanismi complessi che ho citato faticano a riregolarsi, quindi possiamo accusare principalmente insonnia, poi sonnolenza durante il giorno o ancora cefalea, irritabilità, fino ad arrivare a disturbi gastrointestinali e a disregolazioni sia della pressione arteriosa che della frequenza cardiaca. È bene precisare che questi effetti indesiderati sono spesso transitori e possono essere più accentuati per voli internazionali più lunghi, mentre quando si cambia l'orario questi effetti sono minimi. In ogni caso esistono delle piccole accortezze per cercare di limitarli al massimo. Uno dei consigli è quello di anticipare in maniera graduale quelle modificazioni alle quali sarà sottoposto poi il nostro corpo di lì a poco. Ad esempio, se prevediamo di fare un viaggio dove ci sveglieremo più tardi rispetto all'orario locale dove ci troviamo adesso, va pian piano modificato l'ora in cui andiamo a letto e l'ora in cui ci svegliamo, iniziandoci a settare in maniera graduale sull'orario locale di dove andremo. Questo vale sia se viaggiamo ad esempio verso est, sia se viaggiamo verso ovest. Ovviamente questa cosa è più facile per viaggi di poche ore, mentre se si tratta ad esempio di 12 ore dove si altera completamente, si può arrivare fino a determinati orari in modo da limitare sempre più gli effetti che poi avremo nel nuovo luogo. Un altro consiglio è quello di esporsi alla luce solare, soprattutto negli orari in cui sarà giorno nel luogo che andremo a visitare. Ad esempio, se nel luogo che andremo a visitare sarà notte a un determinato orario, è meglio nei giorni precedenti al viaggio non esporsi troppo alla luce solare in modo da iniziare a far abituare il nostro cervello a questo nuovo ritmo circadiano. Ancora una volta l'attività fisica è molto importante e anche questa dovrebbe essere fatta soprattutto nelle ore in cui sarà giorno nel posto dove ci recheremo. Inoltre l'alimentazione è un altro punto saliente. I pasti dovrebbero essere piccoli e frequenti, non dovremmo sovraccaricare troppo il nostro apparato digestivo e bisogna bere adeguatamente. Sarebbe poi il caso di cercare di resistere alla sonnolenza diurna che può avvenire nel posto dove ci rechiamo. Infatti, se il nostro orologio biologico ancora non si è ben regolato, potremmo avere sonno durante il giorno. Dobbiamo cercare di evitare sonni troppo lunghi e cercare di limitarsi ad esempio a 20-30 minuti se proprio non riusciamo a non dormire. Qualora nonostante queste accortezze non riuscissimo a superare gli effetti collaterali del jet lag, può essere utile un'integrazione con melatonina, ma in questi casi va sempre consultato prima il nostro medico. È bene ricordare inoltre che alcune sostanze come l'alcol e la caffeina andrebbero limitate il più possibile sia nell'imminenza del cambio orario sia subito dopo, perché queste sostanze interagiscono in maniera importante con il ritmo sonno-veglia. Qualora vi sia piaciuto questo video, vi invito a condividerlo con un amico, un parente a cui piace viaggiare o che risente degli effetti del jet lag e vi invito come sempre a mettere mi piace alle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube dove potrete trovare tanti altri video simili a questo. Grazie e buona salute a tutti!